in collaborazione con Glam Vision e Ottima Trento. Urne aperte sabato e domenica per le elezioni europee e a Rovereto si vota anche per il ballottaggio per le comunali. Donne costrette a dormire in strada, il fenomeno in aumento e l'accoglienza in Trentino non è sufficiente. Troppi pochi posti, l'allarme delle associazioni. A Rovereto arriva il Sete Festival e il comune chiude l'acqua. 5 minuti di silenzio idrico per ribadire la centralità dell'oro blu. L'emozione di Nadia Bartocletti dopo il trionfo nei 5.000 metri ai campionati europei a Roma. La medaglia è dedicata a tutti coloro che credono nei propri obiettivi. L'oro viola che tiene viva una tradizione antica, storia dell'antica distilleria Cuge e della lavanda in Valle Argentina. Ottima Trento, dal 1997, consulenza, ricerca e formazione. Il nostro impegno, la tua crescita costante. Ottimatrento.it